Salute a tutti e benvenuti a questa puntata di Tiri. Oggi sono contenta, Beru, che ho un ospite di Potonare di riguardo, che ha fatto una vaina, secondo me, di un impreo manno a Beru. Si è impesso laureato questo pizzocco e ha fatto una tesi in lingua sarda e poi sa desannarrere e insomma... Vabbè, non ha fatto una vaina di spanto, ma è una tesi in medicina all'Università di Tattari, come non facciamo scontare. Proita ha deciso di fare una tesi in lingua sarda, si ha più problemi, insomma, come non una tissu. Alessandro Beccu, salute. Salute a tutti, salute. Deo, ripeto, sono veramente contenta me da che tu sia no che chi non può scontare questa pessada che sappio che non è detto a scrivere una tesi in lingua sarda, che già una tesi è difficile di per sé, insomma, non è una cosa facile e dunque alla fa che vinza in sardu, insomma, proite ha deciso di fare questa cosa. No, io penso che la vaga in sardo è una cosa, per me è risultata una cosa normale, nel senso che io mi sono abituato a fare in sardo, a scrivere in sardo, appena cominciato dai parecchi anni a scrivere, ma poi mi sono documentato in qualche maniera e forse mi è più facile a scrivere in sardo che non a scrivere in italiano in pratica. Lui è stato questo su scopo principale. Poi tutto un montone di motivi che ovviamente su sardo che lo usiamo sperdinde, su sardo la percentuale dei spicciocchi e dei spizzini che li impreano è sempre più bassa. Ho gusto è un'abitudine più che altro, è un'abitudine. Il titolo della tesi è Educazione a sempre su microinfusore in su paziente che in su diabete di tipo 1. L'argomento non è più facile, No, non è più facile, però è una problematica che in Sardegna è diffusa in modo particolare. Ovviamente alla vaga in sardo una tesi scientifica, alla vaga in sardo bighere una nuova preparazione, in sul senso che tocca di conoscere una nuova terminologia. La terminologia scientifica l'ischimos in tutte le lingue europee è pago manco sempre siamo attesi, è meda, si mizza meda. Da questo punto forse si non va più problema. Va più problema più che altro forse a fare abituare la gente che finza in sardo di questo stemma si ne può fare dare. Questa è una tesi infermieristica. Forse sì. Io penso finza a un'altra cosa, che a livello infermieristico il rapporto tra il paziente e gli infermieri è una delle cose più importanti, perché la maggioria della popolazione in Sardegna è una maggioria anziana, desentezza, che è abituata in cada maniera a fare dare su sardo e a tenere un rapporto con l'interlocutore in sardo. E poi questo nasce da un rapporto tra gli infermieri e il suo paziente che è molto più forte e molto più di evidenza. E difatti si scusto poi che secondo me ne tocca deponere in evidenza che quando andiamo all'ambulatorio o a sus ospedali non è certo una cosa rara a bere gente anziana, ma fin a giovani che va a vedere sardo, che sono dottori, che sono infermieri e dunque a essere
finzas una terminologia specifica in sardu de certas patologias, anzi di essere mezzur de tottus patologias, no è certo una vaina malevatta. Contanos de te vavedda sa tesi. Tanno già desi fai da educazione su microinfusore. Il terzo microinfusore. Un microinfusore è un strumento che si collega da diciamo che è un strumento manno come potete essere uno dei questi lettori musicali che si impregnano 20 anni sai come un Walkman nel Mutiangai. Sono inglesi e nulla, questo microinfusore abita serve a infondere insulina in cambio della terapia multiiniettiva. Questo è un traste che ci permette di infondere insulina in maniera continua, che non va per interruzione, in pratica fa che su tribaglio che deve fare su pancreas. Quando in sor diabetico, mescamente in cui di tipo 1 su pancreas, questo tribaglio non lo va, vive in da su microinfusore. È una ina ancora che non è scornota meda. Finza in Sardegna, la Sardegna è una delle regioni più adananti da questo punto di vista, che è della regione italiana, è scusa che tenete un impreo urbano lo tenete in Sardegna. E nulla, dunque l'educazione all'impreo di un microinfusione su paziente. Dunque, tutto la dinamica, tutto il tribaglio che deve fare gli infermieri con il suo paziente che deve incominciare a impreare questo strumento, che è un strumento elettronico, complicato, il suo paziente che era abituato e dunque ci abbiamo un periodo di impreo che gli permette di abituare a questo, che la da mezz'ora comunque si stile di vita e tutto. Certo, non è per fare che l'ischemo nocchi insulina si iniettata facendisi un'iniezione su prudesar volta, no? Dunque non è per impreare una siringa e di poter girare tranquillamente che in questo infusore è vinzasa un mezz'ora umano della qualità di vita. Quindi Università dei Studi Orde Tattari, Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, su corso dell'area in infermieristica, ti sei laureato da Paco, insomma, è una vaina vrisca. Canto bas posto a fare questa tesi? In sardo, Voi in italiano non ti lo pedimmo, in sardo? No, dando. Su tempo c'è stato già partito in Paris mese, ma visto esame, in mese e dunque abbiamo posto già più di giochi bio di buone. Però, su fatto che non è stata una cosa normale, come poteva essere se l'ho fatta in italiano. Ma abbiamo stato un problema burocratico, un problema di carattere, potremmo dire, politico, che rende, che hanno frenato questo processo di scrittura e di presentazione dei adesi in sardo. All'incomincio addirittura abbiamo stato problemi in conto proprio quando la proposta questa cosa. Bahia da elementos in tre università che non fin di accordo con questo però minariana ma ser sicuro ma te sboite lugar per fare goi tanto non ti dà nulla in pruso tanto manca l'esardo sempre siamo a stessi questione che è sempre siamo a stessi cosa di chi è chi è questa lingua non la conosce chi non la conosce come cioè bisogna so che si la conoscono e so che non la conoscono bisogna so che non la conoscono chi fa eddana e chi detta una legge e bisogna so che la conoscono e chi tiene finza un'idea differente non tutto la pensano nella stessa maniera ovviamente e dunque c'è tutto ma hanno nato addirittura ma lì si può succedere se due vaghe su una cosa in tre università della facoltà di scientifica non in dipartimento di medicina non è stato mai uno che ha fatto la tesi in sardo e dunque si può succedere chi sa itte non si comprende ancora itte però nulla è posichido che è una cosa che io do in maniera e nulla sono andato dal rettore tanto vi vidi Attilio Mastino e nulla la ponata è scurta cioè le vai questo tribaglio non vedo questo problema cioè salezze vita a parte mia cioè in Sardegna abbiamo uno scantoso articolo che nos permette ma finza la Costituzione
Però evidentemente la legge tocca della rispettare questi su chi chiede nisso e poi su li fa che comodo. Però riguardo stato penso abbastanza, cioè ma da un luogo azzuato, che mi hanno dato deo molto tale persona che vi sono direttore del suo corso di laurea che non fi di accordo dando, non fi meta di accordo e l'hanno detto vabbè tu hai la fagher però deve tenere una odale vinza in italiano, può tenere valore legale e nulla sa diapositiva già può essere in sardo e sa discussione su matesi in italiano si babbarra tempo in sardo. Questo severo su professore sa verità ci riaccoccaro, infatti lui gli chiedo tornare grazie a visto ad accettato una che commenta bilapponato una che la cosa mi intriga e ad accettato diretto su l'ha proposto e nulla poi dai certo non sono stato scusto ci piace il problema sabbinai adattero ma forse più spago rilievo una mordai sul fatto che quando va che c'è tutta la procedura in internet dell'iscrizione della domanda di laurea deve compilare tutto uno scantor modulo può avanzare sul processo del suo titolo in pratica e i GUE su Mattesi quando deve separare la lingua della tesi deve separare non verso sardo verso albanese verso portoghese cioè ma in Sardegna non penso che scriva che una tesi in albanese cioè penso che sia più probabile che io non l'abbia in sardo penso che questo è un problema cioè si zai su portale telematico narada che il sardo non sta disponibile cioè erzai a tinarre mica in sardo non la poter fare. Usare legge che Lisandro ha una cosa giusta, se legge ti lo permetti ti deve avere una tesi sardo, camusu a parte la Costituzione e cusu li schimmusu, ma abbiamo una legge nazionale che è nata che usardo ha su matessi valore des italiano che si può imparare in scuola da asilo vince a università e dunque è una tristura intendere questa cosa mi dispiace meda però per chi non l'ischiti si ata in animo deve avere una tesi sardo deve tischire chi lo può fare che resta un diritto. Poi certo, su valore legale l'hanno vinto Lisandro, este su del testo scritto in italiano, però se uno lo vuole fare, lo può fare finza sai sardo. Prima tu Arnau che una delle cose che ti vedi è una vittima calesardo, tu in calesardo l'ha fatta. Io penso che su sardo sia una via, in suo senso, la Sardegna certo in Donzida abbiamo una tale diversa, una variante diversa, un termine che può mutare da una ida a s'altra. Però questa cosa bisogna finire in italiano, se poniamo a fare dare un napoletano con uno piemontese o con uno veneto, penso che foneticamente va in una stessa maniera, perché ragionare è impreana un standard di estesi italiano. E insomma si capita in Inghilterra, in Francia, in altri luoghi. Che ragionare, come già pregunta che mi ha fatto due, da prima già l'SC, che è la lingua sarda comune, a metà la conoscono, a metà già non la che mai intendere, però è una guia che mi dà l'opportunità di scrivere in una maniera coerente, se ne scrivere ponere una parola che innanzi ponere riscrivo amus fatto, poi che passa da queste 2 o 3 pagine e ha detto amor fatto, cioè deve rispettare una norma che poi ognuno si la legge da maniera sua, una volta che uno la pratica, che la conosce questa norma, deve sapere che non va per Dio.
sai l'SC, si l'ha fatto leggere a babbo, mi narrata, questo pare capitanesio. Si l'ha fatto leggere uno capitanesio, mi narrata che pare il locutoresio. E non decimo spruso. Forse è una questione di abitudine, io mi dia adeguare a che sia norma e non va problema. Però se non va una proposta alternativa, che sia forte, che sia movida da un bello gruppo di persone, cioè, tanto è che di la mente se si poi non intervieni, cioè no, questo caso. Adesso resto tu me lo puoi confermare, vedo che appunto ti sei laureato in università sul Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, sa limba ufficiale deso stesso i scientifici è inglese. Non penso che se uno è londinese scriva in un inglese di Edimburgo. No, che babbista pensa c'è un altro problema. Quando io sono andato a dimandare questa cosa della vaga in sardo, babbista questa questione, la chiamavo la vaga in sardo, e l'ha ponato dando, ma se l'ha fatto in inglese, ita cambia. E chiede, ma noi l'inglese no. Cioè, paria sopra il testo della vaga pezzo in italiano, però tornando a su conto dell'inglese, finza l'inglese è un standard, è impreansi inglese, basicamente in terminologia scientifica, ma basicamente chi poi sono tutti termini che arrivano da su greco e da su latino, se andiamo a dire, cioè dite siamo fai dante, non va termine ernoso, non va neologismo, vivo da essere, ma può entrare in un neologismo che la gente la sette ed è che ben riconosciuto da tutto ciò che da tutto ciò sardo, da tutto che l'impreato. Un'altra domanda che ti chiedeva che riscusta, tu come hai scritto questa tesi, hai imparato una terminologia specifica e dunque in questo argomento si può dare che tu hai fatto un glossario, si può dare di scientifico tecnico. Hai in animo come augurandoti di accattare traballo per su casi studiao, li schimmo, no, questo ti lo auguriamo in tutto su coro, ma prosu usardo, prosu traballo carfatto, prosa passione, casa prosu usardo, che l'impresa come t'hanno tu sempre bicredese, pensar de sichire vinzas in custanda la mancari de sichire che in una terminologia tecnica, che in zammanio de carchi glossario, insomma in custanda la desesperimentazione de usardo vinzas in questo argomento tecnico. No, questo è ovviamente questa è una parte solo della vita mia, dei giochi rappresenta su che fatto. Zai vivia in mezzo a questa cosa, in senso che vari con Mauro e Maurizio abbiamo aperto questo progetto che come alleato, cominciando a alleare un vago de logo in internet. E penso che non muscale progetto, se no chi non ascolta non comprende, te magari andiamo a sapere. No, noi abbiamo aperto questo giornale online che si muove della Gazzetta e facciamo cronaca internazionale, cronaca locale a livello nazionale sardo, in sardo, impreando comunque una norma, rispettandola e finza si sperimentando. Che non è chi è la lingua anda evolvendo sicuro e sosterminare noso deve cercare di adattare, deve cercare di agattare su ligammene con sa lingua e con sa paraulas. E dunque in questo odale abbiamo sempre sperimentato, non è sempre aggradato a bere come podia reagire la gente, buone gusto, a bere e ponere sul glossario scientifico non ti ha essere una cosa mala, una volta che sono queste materie scientifiche, materie tecniche, che la gente non va ma questo non si narra, come ti fa a allenare che questo è un microinfusore? È un microinfusore, questo microinfusore vince in altre lingue d'Europa, è diabete, che è diabete in tutte le altre lingue d'Europa. Poi esiste un linguaggio scientifico tecnico e un linguaggio di cada dia, che può narrare, mi vuole narrare che
Su diabete este su diabete in termines scientificos ed este sa diabeta in termines ca sorbezos pon arrivi in silanus li narano sa diabeta in olollai su mattessi dunque badu un linguaggio scientifico e badu un linguaggio de cada die io penso che una terminologia che imprendere in giornali, in quotidiani, in televisione, in contesto scientifico, in ospedali, sia appropriato a imparare una terminologia scientifica. Poi uno quando vai da con suo compagno, quando vai da commentare, basta che si comprenda i sorduo solo da carzonare. Come tu hai più esperienza namus che sta a metà entre positiva e negativa in si scuola namus in università l'università è namus su gradino prusartu di scuola ma problema arbinda finza esas scuolas per minores calischimus su sardus impre a pacu quando si impreata a medar vortas non si impreata come te viene detto che un rigore scientifico cada uno è esperto de sardu ecco secondo te ite podimus cussizzare invece a chi è che rete sperimentare su sardu a maniera scientifica vinza sa terasi scolas in terasi scolas il discorso è un po' complicato e qui bintra sul ministero, bintra dalla regione, cioè devo tornare su barre mio, ho preso sul fatto che per me questo scorso che bisogna essere a scuola non dico che abbiate punto poter essere utile, in suo senso, fatto scommettere su un fatto, casi due vaghe 3 ore a guida di sardo e scommettere che si fa in 3 ore a guida di francese. È una lingua strana comunque, è una lingua foristera, è una lingua che tu non l'intendes. Andiamo a schizzare, i sospizzini spartini con una cosa, i sospizzini non muovono, questa cosa, i sospizzini non muovono con una cosa che, con una lingua che non è già su sardo, è italiano, che in domissoro lo spesano in italiano, che ergai, cadeo, lui, cioè si bie, lui dimos in donzi logo, che su babbe sa mamma, i sospizzini non li va a dare in italiano, mancari isso siamo pesati in sardo. È un processo che ergai, ed è gusto che la percentuale dello spizzino che lo va e danno che l'impresa è sempre più minimale. Difatti penso che la regione non fetta abbastanza per giochi vuole fare e per giochi bigherete che non basta da ponne 2 o 3 ore di sardo. Magari questo pizzino lì che entra in conca questa parola sprusu, però non la da imparare mai. Forse in Sarbiddas questa cosa è più spago diffusa. In Sarbiddas sicuramente si mantiene de brusa limba, si mantiene de brusu certe tradizioni, le salsittate, ovviamente questo è più è più spago non beste in pratica, cioè si beste meda più in numero minore. Io penso che l'unica carrera da praticare sia quella del bilinguismo a suo stesso livello del sardo a suo stesso livello di italiano, su stesso numero di ore che fatto in italiano la devo fare in sardo, su stesso numero di ore di storia in italiano la devo fare in sardo. E noi che bisogna fare tutto il vantaggio del bilinguismo a livello cognitivo, a livello sospizzino cresca in proso, come tenere a prosa bistos. Prima Virnande a proposito della discussione che la discutere in italiano, ma poi la discuti in italiano o in sardo a Savine? No, tanto. No, è stato un cambiamento, ovviamente. Zai sul fatto di essere adeguato a questa questione del giudizio non l'ha ponata. In pratica non dico si è servito in sadesi, innanzi si beste giudizio in sardo, in questa versione beste giudizio in sardo e apposta il beste giudizio in italiano.
Issos pretendiano che innanzi si bessera sa versione in italiano e poi sa versione in sardo, che secondo issos devi affigurare innanzi sa lingua italiano e poi su sardo. Macchine, per me, cioè basta che bisia sa versione, no, io penso che questo sia una odales può divagare per del tempo, si può divagare, può convincere l'assistare, ma bisogna spendere un montone di tempo, me la fate in italiano ma con un moto, no. Chi la deve fare la vetta in sardo, accompagnata la versione italiana, tanto sicuramente badattero spizzino, sattero spicciocos che hanno a laureare, che hanno a fare questa stessa cosa. Questa vede una cosa che forse in una facoltà di scientifica in Tattari non capita da 30 anni, da quando bevi di Zuppiliu, e dopo che stiamo vinto con issu, e il suo mannato dipende dal suo professore, chi ha gatta, se si te la va a fare il gai o no. Io ho avuto la fortuna di conoscere il professor Carlo De Bitti, subito mi ha accompagnato in questo percorso e nuda ha fatto dunque a due versioni, una versione da consegnare in segreteria con suo titolo prima in italiano e poi in sardo e una versione che mi mantenere da dare a suo professore con sua versione innanzi in sardo e poi in italiano. E questa vista soluzione può non pesare macchine. Poi la questione della discussione su Mattessi, in cui accordo vidi di proiettare la diapositiva in sardo e questo a un certo punto una chiema magari ne puoi mettere una in sardo, le altre ne metti in italiano, ma Deo Zai ha passettato questa cosa, a parte che penso la posta elettronica del rettore de dando, questo è scapitato 2 anni secondo quando ancora vivi a Tilio Mastino, tutto a 5 minzi vicus tanto mi sono trovato a muovere e poi no, che l'accordo è differente. Tanto hanno accettato questa cosa della positiva in sardo e la discussione devia essere in italiano. Si era bistato a ziga tempo, mi hanno fatto fare una specie di riassunto in una sintesi in sardo. Però sono bistato finza già gentile, ma manco un sesso qualche minuto in più, no, ma ho fatto una questionata di 7-8 minuti in italiano proiettando in sardo e a posti mi hanno fatto fare una specie di sintesi in sardo ed è 4 minuti che potevano andare a pensare bene poi una cosa bella equilibrata, mancare sempre su sardo sempre in minoria che lo staccano, non è che e nuda, finza sul professore, l'ultimo hanno apprezzato il tribaglio, magari per visto tutto questo bordello, no, mordai, no? Beh, infatti, secondo me è cosa di importante a cominciare. Una volta che Sandala si sinzata, poi alla sicchire è più facile. Dunque, mi conferma che dai 30 anni a oggi è la prima volta che si fa che tu una tesi in sardo, insomma, non fitti una cosa. Non è la prima, no, che magari voi non mi chiedete appropriare. No, non è la prima volta che si discute di una tesi in sardo in una facoltà di scientifica, è la prima volta in suo dipartimento di medicina. Dunque, innanzi si è stato con sardo tesi, con la spicciocca accompagnata da Zuppiliu e Issar l'hanno fatto in sardo 8 giochi in derbessitu, poi 8 giochi attenzione mediatica che per bistata in questo. Difatti si scusto che forse si de cammino provare a maniera che si sardo sia bene una lingua normale in Sardegna e che si possa imparare non pezzi affittiano ma vinza in sar facoltà e su università come che siete una cosa normale da Murgalum e da De Vacchere non per essere una nuova mediatica ma per essere una cosa normale che nemmeno si spanta e nemmeno annuda. Assolutamente no, deve essere una cosa normale come normale in Sotterologo, come normale in Euskaleria, come normale in Catalogna, come normale ma vince in Corsica ora in Corsica addirittura abbiamo l'università di Soros, l'università di Corsica. In noi siamo ancora i 70 che non abbiamo ancora compreso che
gestendo noi in vagos a scuola e università abbiamo a fare forse qualche cosa di brucio di chi non scomanda da ora, chi non conosce ma cosa realtà di questo luogo nostro. In tre università di Tattari, devo poter fare dell'università di Tattari, che in Castello non bisogna, devo sono stato in Tattari un bel po' di anni e isco commentare questa situazione. Questa situazione è stata complicata anche per chi sta su Tattaresio, ma il problema è che che manco su Tattaresio e non le da considero un po' che tribaglio scusi. È un discorso complesso che non ha la bersalezza, s'atterrà la bestia sul regolamento del statuto delle università, che comunque non dico come non mi lamento se questo articolo che in 28 che narra da chi Ateneo tutela della cultura e la lingua sarda, questo vamos un responsabile della lingua sarda in Ateneo che è contrario a un standard. Non comprendo come può essere possibile che uno responsabile la lingua sarda sia contraria a un standard che ti permette di sviluppare la lingua, della divulgare, della fare normale, della normalizzare come tutte le altre a suo stesso livello degli italiani. Vada a guerrare, vada di studenti che lo sono facendo e speriamo sono scomparsi dell'associazione Maiolo che hanno sempre companzo il soro e abbiamo sempre cercato di su pago che possiamo fare con paga risorse a borda nuda l'abbiamo sempre fatto e speriamo che Bappa Giovano questo può essere un appello a Sor Giovano che studiano in Tattari che noi facciamo attività facciamo cose senza di interesse e venite non si intende leader e questo è un amore dei giochi che si può fare. Difatti, tancammo in questo augurio che sempre per gli studenti sapere usardo provare questa tesi, che sempre per gli studenti hanno finza a pedire un diritto che è scusso da sostenere gli esami in lingua sarda, che questo pure è un diritto sempre sancito da esa legge, che sempre è depruso appena questa come te possiamo narrare questa gana, gana di imparare a usare che è la lingua nostra. Poi in questa università degli schimusu bisogna sempre sospizzare che Alisandro che ha socio su Maiolo che guerrano pro avere il diritto di soro e dunque a noi su poco che podiamo ecco diamo questa testimonianza bella che tutto pare si può andare in nedda e questa tesi secondo me è un esempio bello di come possiamo imparare a usare e di come possiamo crescere. Io ti torno grazie per essere venuto e per non scontato questa bella vaina tua. Grazie a voi e speriamo che sia di profitto per chi non sigui e per chi chiede affrontare questo progetto e questo percorso che ha fatto te e che hanno fatto altri.